Chi avrà il tasso variabile può arrivare a pagare l'1%, chi avrà il tasso fisso anche il 2 o 2,5%. La provincia ha stanziato 1 milione e ha firmato una convenzione con le banche per consentire il blocco per un anno del mutuo per la prima casa e l'accensione di prestiti a condizioni agevolate. In tutto sono stati concessi 101 finanziamenti, 76 per famiglie e 25 per aziende, per un valore complessivo di oltre 3,2 milioni. Il sottosegretario Bertolaso, che è poi il massimo responsabile della protezione civile, l'ho sentito non più tardi di questa mattina presto, mi ha confermato il fatto che lui sarà qui sul territorio la prossima settimana. Complici anche le polemiche con la Regione, ad oggi il sottosegretario Guido Bertolaso non è mai arrivato a Vallà. Da parte nostra io credo che debba esserci un'attenzione particolare alle imprese produttive, perché in un momento di crisi è importante che le imprese possano riprendere se hanno avuto danni immediatamente. Poi ci saranno le spese sostenute dai privati e dall'amministrazione pubblica. Il sindaco Gianluigi Contarin invierà una lettera a Venezia per sapere quando e come potrà essere speso il milione stanziato dalla Regione, ancora fermo in laguna. Un protocollo sia per quanto riguarda la costruzione, sia per quanto riguarda l'assistenza alle imprese e alle famiglie, sia anche da un punto di vista assicurativo e dal punto di vista del credito. Attualmente la ricostruzione non prevede particolari convenzioni a vantaggio degli abitanti. Il Consiglio Comunale di Riese Pio X ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che propone la defiscalizzazione per Vallà, ma l'impegno è rimasto a lettera morta, il municipio non gestisce la tassazione locale. Chiederò un contributo di solidarietà di 30 centesimi, che è meno di un terzo di un caffè all'anno per gli abitanti di Riese Pio X. La spesa per lo smaltimento dei detriti sarà spalmata fra i trevigiani. Inoltre per un anno gli abitanti della zona rossa non pagheranno la bolletta dei rifiuti e dell'irrigazione. Il stato di emergenza sarà realtà e questo è quello che ci permette poi di accedere ai fondi. Il sottosegretario Guido Bertolaso ha fatto sapere che il governo non ha incrementato il fondo per la protezione civile. Al momento i soldi per i risarcimenti non ci sono.